e ti prometto amore che non sarò per te né una donna né un uomo e tantomeno un ruolo né un gioco di società. Ciao, io sono Carmine Torchia, vengo da Catanzaro e vivo a Milano e loro sono i miei amici Peppe e Roberta con cui sto realizzando questo secondo disco che parla un po' di questo momento storico che stiamo vivendo e quindi le periferie delle grandi città, con sullo sfondo magari anche delle storie d'amore. Ho pensato di presentarmi di nuovo a Musicultura, benché avessi già fatto l'esperienza qualche anno fa, proprio perché Musicultura è sempre attenta comunque alle tendenze della canzone, di quello che si muove all'interno del panorama italiano, e ci sembrava giusto proporre anche queste cose. Che dire, abbiamo qualcos'altro da dire? Fanno segno così, quindi... Di tagliare, va bene, grazie, ciao! Daniele ha aperto un'ottica, ci ha speso qualche soldo, lontano dai clamori di città, viveva qui coi suoi una vita fa. Giuseppe è un fabbro inutile e ha un lavoro nuovo, aggiusta macchinari dallo start ai giochi di metallo a Luna Park. Francesca c'ha un marito che le vuole tanto bene. Ricordo che voleva star con me, coi miei pensieri un litro di caffè. Turuzzo è un buon meccanico e ride alla sua vita. Mi chiede se ogni tanto penso a lei. Mi dice poi ma come cazzo sei? Qui manca l'aria ed esco su in paese fino a quando questo fiato poco atletico mi porta a casa mia. Le case basse, case popolari sono sempre meglio di una fottutissima città in periferia. Ed evito gli sguardi perché non ho più il coraggio di rispondere con pallidi sorrisi in agonia. La gente mi saluta e pensa che nella mia vita ci stia bene. Ma quale bene? Lai la, Pasquale è seppellito qui, sua moglie e il suo dolore. Nessuno l'ha saputo, neanche io. Con lui c'erano i figli, non c'era Dio. Mia madre mi domanda se per cena torno a casa. Mi chiede se ci penso ancora a lei. Mi dice poi ma come cazzo sei? Qui manca l'aria ed esco su in paese fino a quando questo fiato poco atletico mi porta a casa mia. Le case basse, case popolari sono sempre meglio di una fottutissima città in periferia. Ed evito gli sguardi perché non ho più il coraggio di rispondere con pallidi sorrisi in agonia. La gente mi saluta e pensa che nella mia vita ci sia bene. Ma quale bene?
so bene. Ma quale bene?